Buongiorno, mi chiamo Franco Liuzzi, sono il responsabile di un'impresa di comunicazione che si chiama Mosca Bianca. Il mio gruppo di lavoro è un gruppo molto affiatato, molto più giovane di me, evidentemente io apporto un contributo in termini di esperienza soltanto. È un mestiere che adoro, è un mestiere che ho conosciuto tardi nella mia vita. Io vengo dal teatro, dall'organizzazione degli eventi culturali, dei concerti, e poi un giorno sono stato paracadutato nel mondo della comunicazione e ho scoperto che mi interessava e l'ho approfondito fino in fondo, tanto adesso da poterlo insegnare nel laboratorio di tecniche pubblicitarie di scienze della comunicazione all'Università di Bari. Mi relaziono con una platea di studenti straordinaria, ragazzi che hanno attenzione, interesse, spiego loro qual è la temperatura del mercato di lavoro, ma li metto anche a dura prova con esercizi che non riguardano soltanto l'aspetto grafico, ma soprattutto la capacità di sviluppare idee nella parte testuale, diciamo così. È un mondo affascinante, è un mondo dove la bellezza io la trovo per esempio nella ricerca, perché nel mondo della comunicazione si può fare ricerca, abbiamo bisogno e noi abbiamo provato ad individuare nuove modalità per costruire delle relazioni tra un progetto e i suoi destinatari. La mia interpretazione, diciamo così, degli aspetti cruciali della comunicazione è che per fare la comunicazione ci vogliono le idee, bisogna imparare a pensare, bisogna allenarsi a farlo. Il processo è importante, dove lo fai, con chi lo fai è fondamentale, imparare a lavorare con gli altri non è semplice, in comunicazione si parla di coppia creativa per definire la sinergia tra un art director e un copywriter, ma adesso le competenze sono più orizzontali e questo ambiente, questo clima che si crea tra queste due persone cruciali del processo creativo è importante. Le idee che ho visto nascere dalle persone che lavorano con me, ma anche ad altre che ho conosciuto prima e che spero di conoscere ancora, anche in qualche ragazzo giovanissimo, mi affascinano molto. La bellezza la trovo francamente nelle idee che arrivano dalle persone più giovani. Quando li vedi creare, quando li vedi impegnarsi, scatta una specie di curiosità, di attenzione, anche un certo senso di protezione, no? perché le loro idee e il loro processo sia tutelato, perché i ragazzi sono sempre straordinari, hanno bisogno di essere aiutati nel processo creativo. Quindi quel concetto di bellezza che ho citato io lo trovo nelle loro idee, anche quando sono grezze, quando hanno bisogno di essere rimasticate e rielaborate, cioè lo spunto creativo, no? il là, quello è per me magico, è un momento che mi fa emozionare perché capisco di avere di fronte una persona che ha una testa che la sa usare.